Da lunedì 18 maggio i fedeli potranno partecipare alla messa. Lo prevede il protocollo firmato dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, e dal Governo lo scorso 7 maggio. Un accordo che cerca di conciliare le esigenze di culto con il massimo di sicurezza possibile per la salute pubblica. Inizierà cioè una normalità diversa da quella di prima e abituarsi potrebbe essere non facilissimo. Per questo le chiese locali da sole o insieme ad altre diocesi hanno preparato dei vademecum, piccoli prontuari di comportamento da seguire per garantire la ricchezza delle celebrazioni comunitarie senza venir meno alle esigenze di prudenza e di rispetto della normativa vigente. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche devono indossare mascherine e igienizzarsi le mani con apposito liquido messo a disposizione all'ingresso. Chi lo desidera inoltre può usare guanti monouso nuovi, tenendoli anche durante la celebrazione. Il tutto tenendo conto di una condizione di base: è consentito partecipare al culto solo se non si presentano sintomi influenzali respiratori, se non si ha una temperatura corporea di 37,5 gradi, regole naturalmente che valgono anche per sacerdoti e diaconi. Uno dei problemi più seri, legati alla ripresa delle celebrazioni con il popolo, riguarda il numero dei partecipanti. Spetta al legale rappresentante, cioè quasi sempre il parroco, stabilire la capienza della Chiesa nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio. Di qui l'invito a considerare preferibilmente solo posti a sedere, a garantire che tra le persone ci sia sempre una distanza di non meno di 1 metro davanti e ai lati, e valutare l'opportunità di disporre i posti a sedere a scacchiera per evitare che una persona inginocchiandosi si trovi troppo vicino a chi è davanti. Da rispettare sempre anche la distanza di sicurezza, almeno 1,5 metri durante gli spostamenti, in particolare all'ingresso e all'uscita. Naturalmente, per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, il legale rappresentante non può fare tutto da solo. Sono necessari collaboratori affidabili che indossino adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso nuovi e un evidente segno di riconoscimento. Favoriscano l'accesso e l'uscita, controllino il mantenimento delle distanze e il rispetto delle regole di igienizzazione. Verifichino che le persone si siedano nei posti autorizzati e vigilino sul rispetto del numero massimo di presenze. Al termine di ogni funzione o comunque prima di quella successiva si deve inoltre igienizzare il luogo di culto e la sacrestia, cambiare l'aria, disinfettare accuratamente i vasi sacri, vassoi, ampolline o ogni altro oggetto utilizzato. Disinfettare accuratamente i microfoni, quanto alle acquesantiere continuino a rimanere vuote. Molto articolato il capitolo relativo alle attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche. In particolare si chiede di ridurre al minimo indispensabile la presenza di concelebranti e ministri, rispettare le condizioni di distanziamento fisico, il che rende per ora impossibile l'utilizzo di cori, mentre è possibile usufruire di strumenti e cantori. Omettere lo scambio del segno della pace. Quanto al celebrante, può rimanere senza la mascherina durante la messa fino al momento della distribuzione della comunione. Le collette inoltre non vanno raccolte durante la celebrazione, ma disposte in appositi contenitori collocati agli ingressi o in altro luogo idoneo. Quanto al sacramento della penitenza, va amministrato non nei confessionali, ma nei luoghi ampi e areati che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso.